Pensato come uno dei più grossi interventi ed investimenti, il primo dopo la frana del luglio 1966 che inghiottì 4 rioni del centro storico di Agrigento. Parliamo del progetto Terravecchia di Girgenti, per alcuni una mega speculazione edilizia, per altri un'occasione da non fallire. Un progetto attorno al quale da anni ruotano scontri e polemiche. Oggi sta per scoppiare come una bolla di sapone. La società a responsabilità limitata Terravecchia Girgenti ha chiesto infatti al Tribunale di Agrigento la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con il comune di Agrigento per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico e di accertare l'inadempimento contrattuale del municipio condannandolo a pagare quasi 700.000 euro. Il sindaco Lillo Firetto ha appena autorizzato la costituzione in giudizio di Palazzo dei Giganti affidando l'incarico all'avvocato Salvago. Sembra così naufragare il progetto Terravecchia che prevedeva la realizzazione di 27 moderne unità abitative, 18 delle quali da parte dell'impresa privata Campione e 9 di edilizia popolare per conto del comune. Il tutto in una zona del centro storico che si è salvata dalla grande speculazione edilizia degli anni 60. Una vasta area quasi ai piedi della cattedrale di San Gerlando che si estende sino a nord di Palazzo dei Giganti, passando per zone interessate negli ultimi anni da crolli e cedimenti. Il 24 febbraio 2014 l'avvio dei lavori con tanto di posa della prima pietra da parte dell'allora sindaco Marco Zambuto. Ma dal cantiere del progetto Terravecchia emergono secoli di storia di beni monumentali di grandissimo e forte pregio. E così sepolti sotto cumuli di macerie, ecco alla luce un'antica chiesa di origini bizantine costruita nel XIII secolo dall'ordine dei Cavalieri Teutonici. Presenta una parete e il tetto divelti, mentre tutto il resto appare sanabile. Il pavimento, che secondo i tecnici risalirebbe agli anni 20 del Novecento, è ancora pressoché intatto. Questa chiesa, secondo alcuni storici, potrebbe essere quella consacrata a San Giovanni di Dio ed è stata utilizzata almeno fino a 90 anni fa. Poi era di fatto sparita nei decenni successivi e ancora riportate alla luce, in particolare le stanze del lavatoio con i pavimenti, in alcuni punti ancora intatti. Nelle stanze presenti anche le pareti e gli archi, insomma abbastanza per chiedere, come hanno fatto gli attivisti del laboratorio Vallicaldi, la sospensione dei lavori, ma soprattutto la revoca dei fondi perché la scoperta dei reperti obbligherebbe a riconsiderare l'idea iniziale di demolire tutto l'esistente e realizzare delle imponenti platee di fondazione per le nuove edificazioni che seppellirebbero per sempre ogni traccia del passato.